No, allora non lo spiego pienamente perché sennò facciamo un piccolo spoiler, però è cruciale l'immagine delle bolle di sapone e quindi mi piaceva l'idea di queste bolle di sapone che piano piano da terra si staccano e volano sopra i tetti dei palazzi. Non vorrei aggiungere niente in realtà perché se no si spiega un po' tutto il motivo della bolla di sapone e del libro in generale. Cercavo una metafora che fosse un po' più calzante rispetto al palloncino o alla pancia, perché tutto è riferito alla pancia gonfia, al gonfiore che una persona all'interno di questo disturbo sente. La bolla di sapone mi piaceva perché è una bolla bellissima, è la bolla entro la quale Greta si sente. È una bolla stupenda, lucida, è affascinante, ma nessuno vive dentro le bolle di sapone per sempre. Quindi l'obiettivo è poi piano piano scoppiarle e farle volare su.